È mercoledì 23 aprile, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Fra poco da Emanuela per la lettura dei quotidiani regionali, intanto le notizie. Un'ultima ora, armi e droga, scoperto un arsenale a San Cristoforo, siamo a Catania, è stato arrestato un quarantenne dalla polizia. Un autentico arsenale è stato scoperto dalla polizia di Catania nel corso di una perquisizione effettuata nel quartiere di San Cristoforo. Arrestato un quarantenne colto in flagranza di reato ed accusato di detenzione illegale di armi da guerra e comunità sparo, nonché per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 2 le perquisizioni in altrettanti immobili appartenenti all'uomo dove era possibile reperire armi e droga. Durante i controlli sono stati trovati e sequestrati 2 panetti di cocaina dal peso complessivo di 2,3 kg ed un borsone di armi con pistole, mitragliatrici, Kalashnikov e relativo munizionamento. Ulteriori controlli hanno portato al rinvenimento di altri 7 panetti di cocaina, peso complessivo 8 kg, e 9 kg di eroina, quest'ultima già suddivisa in diversi involucri. Dopo le formalità di rito, il quarantenne è stato rinchiuso nel carcere catanese di Piazza Lanza. E adesso le altre notizie della giornata, parliamo ancora della morte di Papa Francesco. La salma è stata già trasferita a San Pietro per l'abbraccio dei fedeli. I funerali, lo ricordiamo, sabato alle 10. Il commosso ricordo di Lorefice, Renna e Raspanti. Io ancora non ero consacrato. Quando mi disse poi te lo dirò perché ti mando a Palermo. Ma tu intanto promettimi di rimanere quello che sei. Si commuove quando riguarda la foto che lo ritrae assieme a Papa Francesco. L'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice ricorda con amore il Santo Padre che nel 2018 venne nel capoluogo siciliano in una visita che rimarrà scolpita per sempre nella mente dei siciliani. Per me è stato un padre, dice Lorefice, che poi vuole ricordare Papa Bergoglio con un episodio. Lui era un uomo che era impregnato di Vangelo. Una volta gli dissi, eravamo tutti e due, ma santità, ma quanta zizzania c'è? E lui mi rispose, se c'è la zizzania vuol dire che c'è il buon grano. L'arcivescovo Lorefice sarà sabato a Roma per i funerali del Papa, così come Monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acirreale e presidente della Conferenza Episcopale Siciliana. Dobbiamo fare tesoro della sua eredità, dice Raspanti. È una ricchezza pesante, un'eredità ricca e io, come penso tanti cristiani, ne sentiamo la responsabilità di non lasciar cadere, di non tralasciare per strada qui e lì pezzi importanti del suo magistero, del suo pontificato. Ricordo che arriva anche dalle parole dell'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna. Il suo sguardo era uno sguardo che riusciva ad abbracciare tutti e a mettere a proprio agio tutti. Non mancavano nelle sue parole mai riferimenti soprattutto all'attenzione che un vescovo deve avere soprattutto nei confronti dei più poveri. Andiamo subito da Emanuela, la lettura dei quotidiani, partiamo proprio da qui, Emanuela. Sì, partiamo proprio dalle lacrime di Lorefice, l'arcivescovo di Palermo. Siamo su Repubblica. La lezione del Papa: nessuno alzi i muri. L'arcivescovo rievoca i viaggi del pontefice a Palermo e a Lampedusa. Non volle frequentare nessun palazzo, preferì stare tra la gente. Il presule condanna poi i respingimenti in mare, non è da cristiani, e parla dell'impegno contro la mafia. Vediamo anche nell'altra pagina. A pagina 3 il lascito di Bergoglio nella Chiesa siciliana, divisa tra progressisti e conservatori, migranti, poveri, pace, i temi del dibattito. Altro nodo, i rapporti con la politica. Chi sono i 18 capi delle diocesi? E poi i più vicini a Francesco sono Renna, Schillaci, Peri, Giordanella. Sull'altro fronte c'è Raspanti, presidente della CESI. Restiamo sempre su Repubblica Palermo, vediamo appunto il viaggio di Papa Francesco a Lampedusa. Si intravede qui il pontefice in questa foto, era il 2013, parla su Repubblica, c'è questa intervista a Monsignor Michele Pennisi, ex arcivescovo di Monreale. Dice: il Papa fu bloccato, puntava alla scomunica per le mafie nel mondo. La commissione che fu istituita trovò pesanti resistenze all'interno del Vaticano. Il cardinale Zerni sosteneva fosse solo un problema italiano.
D'accordo, grazie Emanuela, fra poco di nuovo da te. Adesso ci occupiamo dell'omicidio avvenuto nella notte tra sabato e domenica, quindi nella notte di Pasqua a Francofonte. Il 22enne che è stato fermato ha confessato, ora si attende l'autopsia, almeno 5 comunque dal primo esame i colpi che sono stati inflitti al 17enne che è rimasto vittima. Ci sarebbe la gelosia dietro all'omicidio di Nicola Lucifora a Francofonte, nel Siracusano. Il 17enne sarebbe stato ucciso perché corteggiava la fidanzata del 22enne, che conosceva dai tempi dell'infanzia. Un atteggiamento che il ragazzo, qualche anno più grande di lui, non ha accettato. Così, nella notte di Pasqua è scoppiata la rissa con il ferimento mortale. Il giovane reo confesso, in stato di fermo, sarebbe crollato durante l'interrogatorio raccontando tutto. Da una prima ispezione cadaverica sarebbero 5 le coltellate inflitte sul corpo di Nicola, prima alla schiena, poi al torace, l'ultima alla gamba. Tutto davanti a decine e decine di testimoni, tra la movida del sabato sera. Per i funerali servirà ancora qualche giorno. Prima dovrà essere eseguita l'autopsia. Intanto tutta Francofonte è ancora sotto shock per una violenza tra giovani che sembra essere sempre più diffusa. E allora Emanuela, questo tema che lanciava anche Aloy, cioè la violenza sempre più diffusa tra i giovani, immagino si ritrovi anche sui quotidiani, ma sì, è poco naturale che quando si esce il sabato sera ci si porti dietro anche il coltello. Sì, giovani sempre più violenti. Purtroppo oggi raccontiamo questa storia che viene da Francofonte, ma l'abbiamo raccontata a Palermo, a Catania, insomma c'è un fenomeno diffuso di questi giovani che usano facilmente la violenza e anche sfociano poi in gesti estremi come in questo caso. La tragica lite a Francofonte, siamo sulla Gazzetta del Sud, confessa il giovane fermato, è un 22enne accusato appunto dell'omicidio di questo ragazzo di 17 anni commesso la notte di Pasqua nel Siracusano. Per il movente l'ipotesi privilegiata della procura e dei carabinieri è appunto quella della gelosia. Non ancora disposta l'autopsia, ma dai primi rilievi medico-legali è emerso che il 17enne appunto è stato colpito con 5 coltellate. E poi andiamo a vedere su Repubblica Palermo il delitto di Francofonte, confessa il 22enne, ho ucciso per gelosia, quindi insomma pare che non ci siano dubbi su quello che sia stato il motivo scatenante poi questo gesto estremo, cioè una ragazza contesa comunque che era oggetto di interesse da parte di questo 17enne che ha pagato con la vita. E adesso andiamo invece nel Palermitano, non c'è ancora nessun iscritto nel registro degli indagati per la morte del piccolo Thomas che si è schiantato con una minimoto contro un muro. La polizia municipale ha ascoltato anche il papà del bambino. Allora torniamo di nuovo su questa vicenda e sentiamo quali sono le ultime novità. Ho tentato di tenere la minimoto dal parafango, ma mi è sfuggita. Antonio Viviano, il padre di Thomas, il bambino di 4 anni, morto dopo essersi schiantato contro un muro con la minimoto, ammette di essere stato presente all'incidente. In via indiretta ammette di aver avuto un ruolo nella morte del figlio, derivante dalla sottovalutazione del pericolo. L'uomo, palesemente a lutto, ha raccontato quel giorno terribile agli investigatori che lo hanno ascoltato a sommarie informazioni dopo che la procura ha aperto un fascicolo conoscitivo sull'incidente in seguito alla prima relazione della Polizia Municipale. Una relazione nella quale la stessa municipale avanza 2 ipotesi di reato sulle circostanze dell'incidente, avvenuto lo scorso 7 aprile in via Giordano Bruno, a Bocca di Falco, a pochi passi dall'abitazione della famiglia nel Palermitano. La procura non ha ancora deciso nulla e il fascicolo è stato aperto senza l'iscrizione di alcuno nel registro degli indagati, anche se dopo questo interrogatorio è possibile che le cose cambino a breve. L'interrogatorio stesso è avvenuto nella caserma di via Ugo La Malfa della municipale davanti agli agenti dell'infortunistica che hanno effettuato i rilievi. Secondo gli accertamenti proprio della municipale, il mezzo, che era provvisto di rotelle, non poteva essere utilizzato dal bambino su strada. Non ho fatto in tempo ad evitarlo, tenevo il parafango ma non sono riuscito ad evitare l'impatto, ha spiegato il padre. Il verbale anche di questo interrogatorio è stato spedito in procura, adesso si attende la decisione del PM.
Torniamo allora ai quotidiani regionali, ricominciamo da questa notizia per poi chiudere con diciamo, le notizie che arrivano dalla nostra regione. Sì, vediamo sempre su Repubblica Palermo il padre di Thomas rivela la minimoto me sfuggita, e qui vediamo il luogo dell'incidente mortale per questo piccolo e anche la foto di Thomas. Antonino Viviano ha ammesso alla Polizia Municipale di aver avuto un ruolo nell'incidente mortale del figlio, ma ricordiamo appunto al momento non ci sono indagati ufficiali. Vediamo le altre notizie, restiamo su questa pagina 7 appunto di Repubblica, ci sono delle notizie di cronaca. Intanto a Portopalo operaio precipita giù dal punteggio, si tratta di un catanese di 50 anni che è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto appunto dall'impalcatura di un palazzo da un'altezza di 4 metri mentre stava eseguendo dei lavori in provincia di Siracusa. E poi a Catania bottigliata in faccia per un infermiere, un altro caso di aggressione ai sanitari. In questo caso è stata una donna che ha colpito appunto questo infermiere. L'aggressione è avvenuta ieri pomeriggio dopo che la donna, che aveva ricevuto l'assistenza ritenuta necessaria, era stata dimessa. Lo rende noto direttamente il direttore generale dell'azienda ospedaliera Giuseppe Giammanco. Stiamo parlando del Garibaldi, centro di Catania. E poi a Bagheria ancora aggressioni, in questo caso le vittime sono 2 vigili urbani che stavano eseguendo dei controlli su delle auto in sosta e stavano elevando delle multe. Un automobilista appunto li ha aggrediti. Andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica Palermo, che apre appunto con la morte del Papa, con le lacrime di Lorefice che abbiamo già visto. E poi l'altra notizia, sempre progressisti e conservatori si contendono nell'isola appunto l'eredità del Pontefice. Qui vediamo Papa Bergoglio davanti alla stele di Capaci in preghiera e poi appunto questa intervista a Monsignor Pennisi che dice boss scomunicati, ecco chi fermò Bergoglio. Quindi ampia pagina dedicata naturalmente anche sui quotidiani regionali al Papa, alla sua scomparsa. E poi le altre notizie che abbiamo già visto, la morte di Thomas con le parole del padre e il giovane ucciso a Francofonte con questo movente appunto della gelosia. Andiamo a vedere all'interno per vedere anche altre notizie. Intanto si cerca un nuovo amministratore delegato per quanto riguarda la GESAP, la società che gestisce lo scalo aeroportuale di Palermo. Punta Raisi, Schifani e La Galla convergono su Maniscalco come amministratore delegato dopo, ricordiamo, le dimissioni di Riggio. Domani il CDA, una nomina ponte fino all'approvazione del bilancio dall'assemblea dei soci. E poi parliamo anche di calcio, Angelo, perché insomma i calendari dei campionati di Serie B ma anche di Serie C hanno subito delle modifiche a seguito della morte della Papa. Quindi vediamo il Palermo, lo sprint inizia domenica, la corsa ai playoff riparte col Catanzaro. La Lega fa slittare di 24 ore lo scontro diretto per i funerali appunto della Papa. Servono 3 vittorie in 5 partite per qualificarsi agli spareggi. Palermo che doveva giocare sabato e che invece giocherà domenica alle 15. Sì, insomma tutte le partite in programma nella giornata di sabato e tutte le partite in programma in questi giorni di lutto sono state in qualche modo posticipate, facendo ridisegnare alle leghe, dalla Serie A sino ai campionati minori, diciamo, i turni che erano previsti e la pianificazione che era già stata fatta da mesi. L'ultima giornata di Serie C invece si giocherà domenica per il girone C, per il girone meridionale che era programmato di sabato, è stato praticamente posticipato a domenica alle 20.
Vediamo la prima pagina della Sicilia, anche qui l'apertura naturalmente dedicata al Papa, riposa in pace, scrive la Sicilia oggi, la salma di Francesco da oggi a San Pietro per l'abbraccio dei fedeli, sabato appunto i funerali, ieri a Santa Marta l'omaggio di Mattarella. Ma vediamo altre notizie siciliane. Intanto SAC, dopo la tregua di Pasqua, la politica siciliana si riarma, il retroscena sull'aeroporto di Fontanarossa. E poi Francofonte, l'omicidio del sedicenne, accoltellato in strada, il fermato confessa, che vediamo in questa foto, fermato a 22 anni. E poi c'è questa notizia, violenza in carcere, coinvolto uno dei bruti della Villa Bellini. Chiesti 2 rinvii a giudizio da parte della Procura di Catania per 2 detenuti che sarebbero responsabili di alcuni tentati abusi appunto in carcere nei confronti di un altro carcerato, e uno di questi aveva avuto un ruolo, faceva parte del branco che lo scorso anno, il 30 gennaio, stuprò la tredicenne alla Villa Bellini di Catania. Vediamo nel taglio alto a Catania, il boschetto supera la prova pulizia, il boschetto della Playa, che tradizionalmente è un luogo dove i catanesi vanno per trascorrere la Pasquetta. Quest'anno però diciamo è stato rispettato, tra l'altro riconsegnato alla città pochi giorni prima della Pasquetta. I catanesi si sono comportati benissimo, non hanno lasciato rifiuti, quindi hanno avuto cura appunto di questo luogo riconsegnato dall'amministrazione comunale. Vediamo la prima pagina del Giornale di Sicilia. Anche qui il Papa in primo piano, i grandi si inchinano al Papa, da Trump a von der Leyen, vedremo tra poco nel dettaglio, da Macron a Zelensky, tanti leader sabato a Roma per i funerali, assente Putin e Israele che cancella le condoglianze. Insomma, approfondiremo appunto tra pochissimo con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Poi naturalmente ci sono i 5 giorni di lutto nazionale proclamati dal governo. E poi vediamo una notizia qui in alto, lo svincolo di Brancaccio, di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi perché è stato oggetto appunto di attenzione da parte della stampa. A Palermo rimane chiuso per i rifiuti, cioè uno svincolo che praticamente è sommerso dai rifiuti, in rivolta pure la maggioranza. Vediamo la prima pagina della Gazzetta del Sud. E anche qui grazie per avermi riportato in piazza, queste sono state le ultime parole di Papa Francesco. Da oggi Basilica aperta, i funerali sabato alle 10, 5 giorni di lutto nazionale. Oggi la Gazzetta ha scelto questa foto da dedicare al Papa, dove si vedono di spalle il Presidente della Repubblica Mattarella con la figlia Laura, appunto, che vanno a dare l'ultimo saluto al Pontefice. Vediamo all'interno qualche notizia. Intanto 3 manovre in 2 mesi, parliamo di politica siciliana, si scopre pure un tesoretto. La prima operazione sarà lo sblocco di spese per 700 milioni, poi la finanziaria bis che Schifani intende blindare, infine il terzo round con fondi a disposizione per i partiti. A beneficiare delle prime erogazioni saranno soprattutto le imprese appaltatrici e i fornitori. E qui vediamo il presidente Schifani assieme all'assessore all'economia Dagnino. E poi restiamo su questa pagina, farmacie, il TAR vieta servizi fuori dai negozi. Gli ambulatori esterni non possono essere autorizzati dalla regione. Vediamo se c'è ancora qualche notizia che possiamo vedere. Allora, siamo sempre sulla Gazzetta del Sud perché per parlare di Militello in Val di Catania, che ha ottenuto questo riconoscimento di Borgo dei Borghi 2025 e ci sono le parole del presidente dell'Ars Galvagno che dice un giusto riconoscimento a Militello. Tra l'altro
a Militello, dove proprio pochi mesi fa si è recato anche il Presidente della Repubblica Mattarella. E poi restiamo qui, vediamo sull'Etna uno dei 10 sentieri di bellezza slow più affascinanti, che è il sesto in Italia. Questo per gli amanti naturalmente della natura, della montagna e di quello che l'Etna ci offre. E a proposito di Etna, possiamo dire che ieri sera c'è stato un nuovo episodio di eruzione con attività stromboliana, episodio che comunque si è già concluso e rientrato, diciamo, nella sua maggiore potenza. Dal punto di vista, diciamo, dei voli non ci sono state conseguenze per l'aeroporto. Solo una, diciamo, un'immagine spettacolare che poi sui social, diciamo, è stata pubblicata e condivisa un po' da tutti quanti. L'ultima notizia: Filicudi, 6 milioni per la strada che collega Pecorini al porto, previsti il consolidamento e la stabilizzazione dei costoni di roccia che sovrastano la strada. Questo per quanto riguarda le isole Eolie. Grazie, allora, grazie Emanuela, fra poco torniamo da te per avere le notizie dalle prime pagine, non solo dei quotidiani diciamo nazionali. Tanto si parlerà ancora tanto della morte di Papa Francesco e cercheremo di capire anche che ci sono delle polemiche che arrivano anche a livello internazionale. Ci saranno 170 delegazioni comunque che parteciperanno alle esequie. Vediamo le immagini di via Vincenzo Giuffrida stamattina, qual è la situazione di viabilità a Catania. Questa è la situazione al momento, direi particolarmente tranquilla, non ci sono particolari criticità, il traffico è scorrevole nonostante insomma sia di mattina presto, diciamo, questa diciamo, l'ora è quella, diciamo, della maggiore affluenza. Adesso noi ci fermiamo, facciamo la prima sosta, subito dopo torneremo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Eccoci di nuovo in studio, come sempre, come ogni mattina, con noi anche la Polstrada, il compartimento della Sicilia orientale. Questa mattina andiamo a Sant'Agata di Militello, siamo nel Messinese, con noi c'è il sostituto commissario Massimiliano Fiasconaro, che è proprio il comandante del distaccamento. Buongiorno e ben trovato. Stamattina, anche per fortuna, nessuna criticità legata a eventi infortunistici, solo qualche problematica relativa al forte traffico, soprattutto in provincia di Catania. Infatti registriamo alcune code sulla tangenziale di Catania, nonostante questa mattina l'ANAS abbia riaperto lo svincolo di Catania Centro, ma alcuni cantieri utili al ripristino delle condizioni di sicurezza in quella tratta creano purtroppo qualche fila e quindi qualche ritardo per il traffico. Ancora nel catanese la SP 121, la Paterno-Catania, fra gli svincoli di Mister Bianco e Piano Tavola, qualche rallentamento dovuto sempre al traffico, e in A18 sulla Messina-Catania tra gli svincoli di Giarre e da Cireale. Nessun problema in A19 tra Catania e Palermo, anche grazie alla riapertura dello svincolo di Enna. In A20 tra Messina e Palermo solo qualche problematica legata ai doppi sensi di circolazione, soprattutto quelli tra gli svincoli di Santo Stefano di Camastra e Sant'Agata di Militello, ove, ricorda, si circola in doppio senso di circolazione. Raccomandiamo a tutti di moderare la velocità e di rispettare i limiti di 60 km/h, perché i veicoli che si incrociano in autostrada sono sempre una situazione molto, ma molto pericolosa. Queste sono le problematiche, il traffico è abbastanza fluido, le solite raccomandazioni della Polizia Stradale. Ci raccomandiamo a tutti di rispettare le norme del codice della strada. Sembra utopia, direttore, ma se tutti rispettassimo queste norme non si verificherebbero incidenti stradali, non ci sarebbe nessun morto, nessun ferito sulle nostre autostrade, ed è un obiettivo che assolutamente dobbiamo prefiggerci e dobbiamo cercare di raggiungere. Per oggi è tutto, grazie e buona giornata dalla Polizia Stradale della Sicilia orientale. Grazie.
Grazie al sostituto commissario Massimiliano Fiasconaro dal distaccamento di Sant'Agata di Militello per la Polstrada, diciamo sempre, del compartimento della Sicilia orientale. Adesso Emanuela, torniamo invece ai quotidiani. Abbiamo detto che anche oggi il tema, la notizia è quella della morte legata a Papa Francesco e fra poco, questa mattina, ci sarà poi la possibilità di rendere omaggio alla salma in San Pietro. La salma, tra altre cose, è già stata traslata, diciamolo subito, le agenzie ci dicono questo, è già arrivata in San Pietro. Ma oggi sui giornali si parla anche di tutte le tappe che porteranno sia ai funerali e poi al dopo Francesco, quando si aprirà il conclave poi per scegliere il nuovo Papa, e anche la partecipazione, chi sono i leader del mondo che appunto saranno presenti per i funerali e chi invece non ci sarà. Allora, intanto vediamo la prima pagina del Corriere della Sera, l'abbraccio a Francesco, come dicevi tu, da oggi la salma in San Pietro, sabato alle 10 invece i funerali, attesi i grandi della terra e poi 5 giorni di lutto nazionale. In primo piano vediamo sulla prima pagina del Corriere anche il tema del 25 aprile e le parole del ministro della Protezione Civile Musumeci: il 25 aprile sia sobrio, una frase che insomma ha suscitato non poche polemiche, tra poco vedremo. E poi l'intervento, quel sogno di fare di più, e poi c'è le parole del cardinale Arborelius: io in corsa solo fantasie, perché poi naturalmente vengono fuori i primi nomi di chi potrebbe essere il successore, ed ecco qui l'ipotesi. Diciamo che è molto complicato poter fare delle previsioni, diciamolo subito. Esatto, l'ipotesi di un italiano dopo 47 anni però. Adesso vedremo anche chi sono i nomi tra i papabili. Non solo il tema, naturalmente, la morte del Papa, che occupa tante pagine sui quotidiani oggi, ma si parla anche di dazi. Effetto dazi: l'FMI vede nero, crescita globale sotto il 3%, previsto in calo anche il PIL degli Stati Uniti. Devo dirti che stamattina le borse però si comportano in maniera diversa rispetto a quello che leggiamo comunque sui quotidiani, perché le aperture delle borse, diciamo, asiatiche sono decisamente in positivo, perché Hong Kong ha un più 2,36%, mentre altre borse comunque stanno andando abbastanza bene. Shanghai 0,32%, Shenzhen più 1,6%. Queste alcune, diciamo, delle borse che arrivano dall'Asia. Poi vedremo nella giornata che cosa succederà. Sì, ma questo è un tema un po' discordante, riportato in maniera discordante sui quotidiani, perché appunto se lì leggevamo sul Corriere della Sera che l'FMI vede nero, vediamo sul Sole 24 Ore di oggi schiarita sui dazi, borse in recupero appunto. Il segretario al Tesoro Bessent: stallo insostenibile con la Cina, disgelo con l'India, listini europei in rialzo, forte balzo di Wall Street, oro al record di $3.500 l'oncia. E poi il Fondo Monetario, con il caos delle tariffe, appunto PIL giù a più 1,8, crescita mondiale in frenata, quindi insomma vedremo, c'è ancora molta incertezza per quanto riguarda questa politica di Trump protezionista. Torniamo al tema principale di oggi, torniamo appunto al mondo che si stringe in lutto per la morte di Papa Francesco. Da stamattina vediamo su Repubblica esposta la salma a San Pietro, sabato i funerali con i capi di Stato reali e centinaia di migliaia di fedeli. Le ultime parole all'infermiere sono state queste, parole che hanno riportato tutti in prima pagina: grazie di avermi portato in piazza. Prime riunioni dei cardinali appunto per il conclave. E poi dicevamo questa frase, sobrietà per il 25 aprile, e polemica sul governo per appunto questa dichiarazione del ministro Musumeci. Vediamo La Stampa.
Dopo Francesco, anche qui viene scelta la foto della salma con Mattarella e la figlia Laura alle spalle, poi caccia al rammentatore, Bergoglio, profeta a metà. Sotto 25 aprile sobrio e scontro per il pontefice, 5 giorni di lutto, il governo dà istruzioni anche sulla liberazione. Sobrietà, la parola la pronuncia il ministro appunto della protezione civile Nello Musumeci dopo il Consiglio dei Ministri che ha proclamato 5 giorni di lutto nazionale. Ieri Consiglio dei Ministri proprio per adottare tutte le misure necessarie proprio per... C'è un grande piano di sicurezza, fra le Chiaro, altre cose, considerato certo. I tanti capi di Stato e di Governo che arriveranno nelle prossime ore a Roma. E poi Mattarella a Genova invece, il nostro capo dello Stato si recherà a Genova per le celebrazioni del 25 aprile, Genova simbolo dell'antifascismo. Andiamo a vedere all'interno qualche approfondimento e quindi i signori del conclave, intanto Zuppi, Dolan e Tagle sono gli uomini che sposteranno i voti tra i cardinali e intanto partono veleni e speculazioni per bruciare i possibili candidati. Come funziona il conclave? Votano 135 cardinali elettori, cioè sotto gli 80 anni con diritto di voto. Il conclave si dovrebbe aprire tra il 5 e il 10 maggio nella Cappella Sistina. Per essere eletti serve la maggioranza dei 2/3 dei voti. Previsti 2 scrutini la mattina e 2 il pomeriggio. Dopo 33 fumate nere si passa al ballottaggio tra i 2 cardinali più votati. Quindi vediamo la procedura. La cena alla casa, il rituale, la cena alla casa di Santa Marta dove i cardinali si ritrovano tutti assieme, la messa dove viene celebrato il proeligendo Papa, aperta a tutti i fedeli, e la processione alla Sistina nel pomeriggio. A quel punto il decano legge la formula di giuramento con cui gli elettori promettono di osservare le norme della Universi Dominici Gregis e il vincolo di segretezza. Finito il giuramento viene proclamato l'extra omnes, ossia il fuori tutti. Nella Sistina restano soltanto gli elettori. Poi si passa al voto, i cardinali votano appunto 2 volte al mattino dopo le lodi e 2 il pomeriggio. A seguito della seconda votazione vengono recitati i vespri. E poi dicevamo le fumate, ogni 2 scrutini le schede degli elettori vengono bruciate in una stufa. Il fumo, come sappiamo, esce dal comignolo che si trova sul tetto. Se la fumata è nera vuol dire che ancora non è stato eletto, non è stato individuato il nuovo Papa, quando la fumata bianca naturalmente annuncia che c'è il Papa, accompagnata poi dalle 6 campane di San Pietro che suonano i rintocchi a festa. Andiamo a vedere in un'altra pagina, sempre della Stampa, pagina 3, il colloquio con il cardinale Pizzaballa, che potrebbe essere uno dei papabili. Anche se comunque è troppo giovane, si dice. Vedremo, così si dice, attenzione. Vedremo. Il nuovo Papa non può fare il solista, dice Pizzaballa, la pace deve diventare il faro. Il patriarca di Gerusalemme: porterò la mia voce dal Medio Oriente, la Chiesa è come il mondo là fuori, in questo momento c'è bisogno di unità. E allora, come deve essere il prossimo pontefice? Un pontefice, secondo Marcello Sorgi, rammendatore. Il prossimo Santo Padre dovrà ricucire gli strappi di Francesco. Per questo ruolo il cardinale Parolin si presenta come la figura ideale, che poi è una figura che porta avanti quella che è stata poi la politica, tra virgolette, di Francesco durante il suo pontificato. E quindi vediamo chi sono questi famosi papabili. C'è Pietro Parolin per l'Italia. Ti faccio vedere, sono 3 gli italiani, Claudio Gugerotti e poi Pier Battista Pizzaballa, come dicevamo, che dovrebbero seguire, portare continuità
a quella che è stata poi l'opera di Francesco. Di Francesco. E invece per quanto riguarda i funerali, dicevamo si terranno sabato, la salma intanto è esposta nella Basilica di San Pietro, il medico Alfieri ha detto quando sono arrivato era ancora vivo, non ha sofferto. La salma del Papa, vediamo le tappe, è stata collocata nella cappella per le visite dei cardinali della Curia Romana Santa Marta e dei rappresentanti istituzionali. Alle stanze dei suoi appartamenti sono stati posti i sigilli. Il feretro del Pontefice questa mattina appunto va a San Pietro. Qui sarà esposto per 3 giorni per consentire le visite ai fedeli dalle 11 di oggi sino alle 24, domani dalle 7 alle 24 e venerdì dalle 7 alle 19. E poi sabato i funerali, la cerimonia inizierà alle 10 sul Sagrato di San Pietro. Ti faccio vedere velocemente chi sono i grandi del mondo che renderanno omaggio appunto al Papa e che saranno presenti a Roma sabato: i reali di Spagna, Donald Trump, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen e Zelensky, Volodymyr Zelensky. Chi non ci sarà? I reali britannici, nonostante insomma siano stati recentemente in Italia, abbiano fatto anche visita al Papa, Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu. E qui c'è una questione, magari non abbiamo ormai il tempo di parlarne, Xi Jinping e Pedro Sánchez, il premier spagnolo, però al suo posto ci sarà una delegazione appunto di spagnoli in sua rappresentanza. Grazie allora Emanuela, torneremo da te nel corso della nostra mattinata. Adesso ci fermiamo, una breve sosta e poi il primo ospite del giorno. Vediamo le previsioni meteo, poi parleremo di truffe telefoniche, come riconoscere queste truffe e potersi in qualche modo difendere. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Non mancheranno ampi spazi soleggiati sul nostro territorio per la giornata di mercoledì, da segnalare solo qualche rovescio sui settori montuosi e poi nella seconda parte del giorno in generale al nord. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa in Sicilia, contesto a tratti instabile sui settori orientali, meglio invece altrove. Ventilazione che tenderà a rinforzarsi con mari fino a mossi o localmente molto mossi. Clima mite con temperature massime anche oltre i 20 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa in Sicilia anche per quanto riguarda la giornata di giovedì, quando il contesto sarà in miglioramento. Non mancheranno infatti ampi spazi assolati, tempo stabile con solo qualche annuvolamento di passaggio nel corso della giornata e venti a tratti ancora sostenuti. Clima che continuerà ad essere piacevole con valori massimi anche fin verso i 21 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è il sito e l'app di Trebi Meteo. Ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Ci siamo di nuovo in studio e abbiamo già annunciato, parliamo di truffe telefoniche e di come in qualche modo ci proviamo a difendere. Grazie a Marcello La Bella stamattina con noi, che è il dirigente del compartimento della Polizia Postale della Sicilia Orientale. Voi siete degli esperti, sapete veramente come riconoscere anche da un semplice SMS quella che può essere una truffa dietro l'angolo, ma ci sono tanti modi per attirare l'attenzione dell'utente e poi trascinarlo in una truffa. Sì, diventano sempre più sofisticate, sempre più ritagliate in base a quelli che sono le nostre attenzioni, le nostre passioni, i nostri sentimenti. Infatti si parla di ingegneria sociale, cioè le truffe, i criminali studiano i modi per adescare, per agganciare le vittime in base a quello che è la nostra vita personale. E quindi insomma in qualche modo hanno dei report su ciascuno di noi, cioè fanno un'analisi non solo di mercato, ma un'analisi della possibile vittima o delle possibili vittime. Assolutamente, sì, spesso accade questo, c'è quello che viene chiamato appunto un profiling delle vittime.
anche è una delle ragioni per cui i nostri dati personali, che spesso vengono esposti ad esempio sui social, sono utili per agganciarci nel girone infernale delle truffe. Quali sono, diciamo, al momento, noi sappiamo che le truffe telefoniche riguardano spesso anche gli anziani che vengono tratti in inganno, ma ormai gli anziani sono diventati anche furbi, insomma, hanno le contromisure. Mia madre di 91 anni non è rimasta vittima e appena ricevuto l'SMS mamma ho perso il telefono, la prima cosa che gli è venuta in mente di fare, così come spesso io gli avevo ripetuto, è stata quella invece di telefonare direttamente a me. E quindi insomma bisogna fare sempre attenzione. Una delle truffe o comunque dei sistemi più comuni si chiama spoofing, dico bene? Esatto. Che cos'è questo spoofing? È il camuffamento, cioè camuffare il vero numero di telefono chiamante con un numero di telefono diverso, magari un numero di telefono che riconduce alla banca oppure anche a un proprio parente o un proprio amico. Com'è possibile questo però? Perché la rete e tutti ormai i software che sorreggono, diciamo, l'infrastruttura consentono di nascondere il vero numero chiamante, e allora con un gioco, diciamo, da ragazzi si può indicare il numero che vogliamo appaia al destinatario della chiamata. Cioè, se arriva un numero che noi conosciamo, se è il numero di un parente, se è il numero di un figlio, se è il numero della polizia, perché una delle truffe che è stata realizzata proprio qui a Catania è avvenuta proprio in questo modo. La vittima riceve una telefonata che sembrava provenire dalla propria banca e non era la propria banca, non si è fidata e subito dopo riceve invece una telefonata in cui appariva nel display il nostro centralino telefonico. Per cui ecco, il criminale si è presentato invece come l'ispettore tal dei tali, inesistente chiaramente, e la vittima quindi è caduta a questo punto vittima poi di una frode che gli è costata circa 18.000 euro. E questo è veramente complicato, cioè difendersi là diventa davvero difficile. Beh, una delle migliori armi di difesa è quella di richiamare il numero. Cioè lo spoofing consente sì di nascondere il proprio numero, nel momento in cui però il destinatario fa quel numero, compone quel numero, allora a quel punto risponderà il vero chiamante. Un altro sistema molto più semplice, meno sofisticato, è quello che si utilizzano gli SMS semplici. Un breve messaggio, però all'interno di questo messaggio alle volte c'è anche un link che ti conduce dove non dovresti mai arrivare. Uno dei consigli della polizia è proprio questo: non cliccate sui link, soprattutto se sono link sospetti, le cui URL, cioè il nome che appare nel link, è un po' strano, è insolito e occorre essere prudenti anche qui. Ma gli SMS, ma soprattutto i servizi di messaggistica, oggi con WhatsApp le truffe diventano sempre diverse, e poi c'è il problema anche di chi riesce ad appropriarsi del proprio profilo WhatsApp, del proprio utenza WhatsApp, rubando ecco tutti i nomi, i nominativi della propria rubrica, e con quella rubrica può fare altre truffe. Quindi diciamo le situazioni diventano complicate, complesse, occorre, ripeto, sempre essere prudenti. C'è un altro sistema che è molto diffuso in questo momento, è la truffa dei finti curriculum. Sì. Che cosa succede quando arrivano queste? Guardi, proprio qualche giorno fa io ho ricevuto personalmente una telefonata di questo genere, alcune volte nei messaggi, spesso arrivano telefonate: abbiamo ricevuto il tuo curriculum. Beh, il problema è questo, che purtroppo con tanti ragazzi e persone che cercano lavoro spesso dice: io l'ho inviato effettivamente un curriculum. Beh, le aziende solitamente non telefonano in questa maniera, rispondono comunque alla stessa mail con cui si è inviato il curriculum. Queste sono attività illecite che servono soprattutto a rubare i nostri dati personali. Oggi, ricordiamolo, i dati personali
personali, i dati di ciascuno di noi, quindi nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza, il nostro codice fiscale, sono, oltre il nostro viso, la nostra immagine, sono dati preziosi per i criminali e c'è un vero e proprio mercato nero nel deep web su pacchetti di milioni e milioni di dati personali. E una cosa che mi incuriosisce tra le note che leggo stamattina, questa truffa Wangiri, si chiama? Sì. O Wangiri? Il Wangiri. Wangiri. Sì, è una truffa praticamente che consente anche qui all'attaccante, avendo la buona fiducia, acquistando la fiducia di chi la riceve, di entrare in possesso dei propri dati oppure di fargli commettere qualcos'altro. Ma il problema anche qui nel Wangiri, in tante altre, è sempre quella, cioè essere attenti a chi ci chiama, a chi ci manda un messaggio. Occorre essere prudenti nel senso che facciamo qualcosa in più. La fretta, la velocità spesso ci porta a commettere degli errori e questo, presi dalla quotidianità delle cose, non esitiamo a premere un link, a rispondere velocemente. Ecco, mamma ho perso il telefono, quello che ci dicevamo prima, e colpisce che cosa? Il sentimento delle persone. Mio figlio ha perso il telefono, devo aiutarlo. E devo dire che la fantasia poi dei truffatori è inimmaginabile per certi aspetti, perché hanno adesso escogitato quella della ballerina, cioè la truffa della ballerina. Cioè, voglio dire, hanno veramente una fantasia molto fervida che cambia spesso. Che cambia spesso, ma non solo questa, anche quella ad esempio del dai un voto a mio figlio che sta vincendo questa borsa di sta partecipando a questa borsa di studio. Arrivano un messaggio sul proprio utenza WhatsApp da parte di uno dei nostri contatti, a cui chiaramente era stata rubata la rubrica in precedenza, e allora, essendo un amico, un parente, un conoscente, quando arriva questo messaggio: puoi votare questa gara a cui si è iscritto mio figlio, oppure questa borsa di studio a cui sta partecipando mio figlio, clicca qui. Beh, dice, perché non dare il voto al figlio di un nostro conoscente, di un nostro parente? E lì c'è un link che poi ci conduce a una area in cui o vengono sottratti i nostri dati, e sta accadendo sempre più questo, oppure noi in quel momento in cui clicchiamo sul link scarichiamo possibilmente un virus che a sua volta prende possesso dei nostri dati inseriti nel nostro dispositivo. Allora, per proteggere intanto i nostri dispositivi e poi di conseguenza anche noi, che cosa possiamo fare? Esistono degli strumenti? Sì, esistono chiaramente, ad esempio sui servizi di messaggistica, sulle app, anche sui social, avviare l'autenticazione a 2 fattori, cioè che ci consente comunque di avere una procedura di sicurezza in più. E quindi questo è già un dato. Non essere diffidenti da chi ci chiama, perché oggi ad esempio con l'intelligenza artificiale c'è la possibilità di replicare una voce di qualche conoscente o addirittura di un nostro parente, il cosiddetto deepfake. Quindi essere attenti e richiamare sempre il vero conoscente e il vero parente. Diffidare con lo spoofing del numero che ci appare o della mail che ci appare, cioè anche l'indirizzo email può essere falsificato quando noi ci arrivano i messaggi di posta elettronica. Essere poi a ricordare che la nostra banca, l'Agenzia delle Entrate, non ci chiede mai così direttamente i nostri dati personali. L'impiegato bancario non ci chiede mai l'operatore di fare per telefono, di disporre un bonifico immediato. Ecco, l'accortezza in queste situazioni è tale, ci impone, perché spesse volte poi potremmo rimanere non solo vittima di furto di dati personali, ma addirittura vederci svuotato il nostro conto corrente. Questi sono veramente grossi. E poi è ovvio, quando capita, quando si rimane vittime, la velocità, l'immediatezza nella denuncia, cioè essere immediati nella denuncia ci consente a noi come polizia poi di riuscire magari a recuperare il maltolto. Allora, l'importante è restare informati, Assolutamente. essere presenti e quando utilizziamo tutti i nostri apparati elettronici, prendere le contromisure
e restare comunque aggiornati su quelle che possono essere, perché c'è un'evoluzione continua. C'è un'evoluzione continua e anche noi come polizia rincorriamo le novità. Le rincorriamo spesso, ahimè, perché ce le vengono anche a denunciare. Questa ad esempio del spoofing col telefono e col nostro numero di telefono siamo stati uno dei primi casi in Italia che è avvenuto. Quindi ecco, l'aggiornamento purtroppo anche nelle situazioni di criminalità che riguarda le truffe. Allora, sempre allerta, sempre attenti, perché la truffa ormai non è dietro l'angolo, praticamente è al telefono, arriva in ogni momento della nostra giornata, ci può essere un'insidia. Perché nel nostro smartphone c'è la nostra vita, c'è la nostra quotidianità, il nostro lavoro, i nostri affetti, c'è il nostro mondo. Quindi impariamo a proteggerlo. Ecco, anche ricordiamo a mettere anche un antivirus, cosa che spesso non si fa nel telefonino, magari si ricorda del PC. No, il telefonino ormai è più di un PC, quindi di un computer desktop o di un portatile. Dobbiamo anche lì imparare ad aggiornare i sistemi operativi, ad installare un buon antivirus. Bene, non possiamo certamente esaurire qui stamattina tutte le informazioni, però bisogna fare sempre attenzione, ripetiamo, la parola d'ordine è attenzione, e quando capitano questi, diciamo, incidenti, rivolgersi subito alle forze dell'ordine, chiamando direttamente le forze dell'ordine, così si bypassa il problema e abbiamo la fonte diretta di quello che, come ci possono aiutare, come potremmo essere aiutati. Grazie stamattina grazie con a noi voi. a Marcello Labella, che è il dirigente del compartimento della Polizia Postale della Sicilia Orientale. Ci fermiamo qui, fra poco un altro tema a Buongiorno Sicilia e chiaramente restate insieme a noi. Allora eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Adesso parliamo di mindfulness in corsia. Lo facciamo con la dottoressa Paola Noto, buongiorno, buongiorno, che è il direttore del pronto soccorso del San Marco, ospedale San Marco di Catania. Con lei c'è anche la dottoressa Jessica Belfiore, una psicologa. Allora, buongiorno. Mindfulness ci fa pensare già alla mente. Sì. Ecco, così diciamo, per chi ci segue da casa siamo molto più siamo semplici da trasmettere questo messaggio. Perché nasce questa esigenza? Lo dico alla dottoressa Noto. Allora, l'esigenza fra gli operatori del pronto soccorso nasce da un'iniziativa dell'azienda ospedaliera Policlinico San Marco, che devo dire è molto attenta a quello che è il benessere dei propri operatori e del proprio personale. Il pronto soccorso, come sappiamo tutti, è un luogo in cui il personale è particolarmente sottoposto a stress, sia da parte insomma della tipologia di pazienti in sé, del lavoro in sé, ma anche chiaramente da lo stress che deriva da quella che è tutta la pressione che viene dalla gente in attesa, dalla gestione di tante cose contemporaneamente. Da qui l'idea di, in collaborazione con il nostro servizio di psicologia clinica, di avere una presenza costante, appunto qui la dottoressa Belfiore che è qui con me, che affianca quasi quotidianamente gli operatori, sostenendoli nella comunicazione degli eventi più critici nei confronti dei pazienti e sostenendo i pazienti stessi qualora accedono al pronto soccorso per motivazioni di stress. Jessica Mora ve lo racconterà lei, con il servizio di psicologia clinica diretto dalla dottoressa Russo, hanno poi pensato di organizzare proprio un corso di mindfulness per chi lavora in pronto soccorso. Io ho ben accolto insieme alla mia azienda questa iniziativa. Allora cerchiamo di capire in che cosa consiste questo corso, perché chiaramente il benessere poi di chi lavora non solo al pronto soccorso ma comunque in qualsiasi struttura dove c'è tanta pressione è fondamentale essere sempre, non dico sereni al 100%, però controllare quelle che possono essere le emozioni, il fatto magari uno possa andare in confusione. Avere il pieno controllo della situazione è fondamentale. Esatto. Che cosa avete fatto, che cosa avete pensato voi? Bene, allora, considerando un po' e agganciandomi a quello che diceva la dottoressa Noto, il servizio di psicologia
cerca di creare proprio questa iniziativa con l'obiettivo di fornire degli strumenti proprio pratici per la gestione dello stress, per la gestione appunto di tutte queste emozioni intense che possono cogliere in maniera anche imprevista il nostro personale sanitario, ok? Come comunque succede a tutte le persone, siamo assolutamente umani, quindi questo succede a tutti. Per cui attraverso questo corso noi abbiamo pensato di fare appunto, creare e strutturare un ciclo di incontri basati sulla mindfulness, basandoci su questo protocollo di stress reduction, in cui abbiamo fornito appunto degli strumenti per, come diceva lei, Sono stati stress test. Cosa avete fatto? Avete in qualche modo esposto? Abbiamo esposto esatto, i nostri operatori un po' alla consapevolezza di quello che sono le loro emozioni, di quello che sono le loro reazioni anche di fronte a degli eventi, anche attraverso dei role playing. Abbiamo fatto degli esercizi dedicati proprio basati sulla meditazione, quindi per andare in maniera introspettiva ad analizzare un po' quelli che sono i nostri sentimenti, le nostre sensazioni e i nostri pensieri e come si traducono anche in comportamenti, reazioni e azioni. Per fare questo ci è voluto del tempo, è giusto? Assolutamente, infatti il nostro corso è durato circa 90 ore con incontri di circa 2 ore ad incontro, perdurato per 1 mese e mezzo circa. Devo dire che però qual è stata però, diciamo, adesso chiedo a lei che è proprio direttore del pronto soccorso, come l'hanno presa gli operatori del pronto soccorso? Io infatti volevo specificare questo, il corso è stato assolutamente proposto ed è stato fatto su base volontaria, non in comando, perché comunque un'iniziativa di questo tipo non deve essere comandata, deve essere assolutamente, deve rispondere a un bisogno dell'operatore stesso, e devo dire che abbiamo avuto anche una buona adesione fra medici e infermieri. L'abbiamo strutturato, devo dire, ringraziando sempre, perché io sembra che ringrazio sempre, ma noi siamo un grande team che collabora, quindi anche l'unità operativa di formazione e aggiornamento diretta dal dottore Gammera ci ha fornito le aule, e allo smonto turno chi voleva, quindi alla fine di un turno, generalmente il turno mattutino, quindi alle 2, veniva 2 orette, andava 2 orette a fare questo corso, e devo dire che abbiamo avuto dei buoni feedback dagli operatori. Certo è un piccolo passo per cercare di rendere, di aumentare il benessere lavorativo, però se il personale che riceve il paziente è sereno, esatto, può trasmettere serenità in un momento anche complicato, difficile, immaginiamo, di chi arriva al pronto soccorso, perché è una necessità arrivare al pronto soccorso. Fatto in un certo modo magari si semplificano determinate situazioni e diventano più morbide anche, esatto, no? Anche perché durante il role playing abbiamo lavorato anche sulla comunicazione assertiva tra medico e paziente, quindi abbiamo fatto tutte queste simulate in cui simulavamo appunto un paziente tipo del pronto soccorso, quindi aggressivo piuttosto che violento, piuttosto che ansioso, impaziente, eccetera, e il modo giusto, magari trovare il modo giusto assertivo appunto per approcciarci a questa tipologia di esperienza. Ma un esperimento che comunque è stato fatto al Policlinico e che potrebbe anche essere fatto anche in altre aziende ospedaliere, sanitarie, che riguardano il territorio della nostra regione e non solo, anche in Italia, perché no? Perché chiaramente chi lavora al pronto soccorso, e chi meglio di lei, insomma, ci può dire qual è la situazione che si vive quotidianamente, momento dopo momento, a qualsiasi ora, fra le altre cose. Ma sì, in realtà la verità è questa, bisogna trovare una chiave di lettura per evitare che il personale scappi dai dipartimenti di emergenza e urgenza, perché il paziente da parte sua capisca come utilizzare bene il servizio di emergenza e urgenza. È necessario. Questa può essere una chiave di lettura nel, aumentando il benessere lavorativo, evitare che gente che comunque all'inizio vuole fare emergenza e urgenza vada via, perché è chiaro che se io ogni mattina mi sveglio e vado al lavoro e vengo aggredito e fisicamente e verbalmente, prima o poi alla lunga lo lascio, e purtroppo però qualcuno in pronto soccorso ci deve lavorare. Quindi che ben vengano queste iniziative, e se vengono estese a livello sul territorio nazionale, io trovo che sia una delle chiavi di lettura per... Potrebbe essere un progetto pilota da esportare, perché no, magari
capiremo quali sono stati i frutti oppure già c'è la possibilità di poter fare un bilancio, nel senso che chi ha completato il corso può oggi dire che quando si approccia al paziente e i pazienti, perché bisogna capire anche qual è il feedback che arriva dai pazienti, no? In questo caso c'è un'osmosi, c'è uno scambio praticamente tra il personale sanitario e paziente. Esatto, già abbiamo avuto dei riscontri dai nostri operatori che sono molto soddisfatti del corso e anzi appunto mi davano questi feedback di iniziare a provare a mettere in pratica un po' quello che è stato elaborato dentro il corso, però chiaramente per avere un riscontro più chiaro bisogna attendere un po' nel tempo. Il tempo è quello che poi ci restituisce quello che effettivamente si è fatto. Però il servizio di psicologia, insieme magari anche agli altri reparti e anche all'azienda stessa, siccome è molto impegnata anche nel benessere organizzativo e lavorativo, ha proposto anche uno sportello di ascolto per tutti i lavoratori, anche appunto gli operatori del pronto soccorso, attivando questo sportello tramite il CUG. Il Comitato Unico di Garanzia. Devo dire, questa azienda è molto attenta. È attenta al benessere dei propri dipendenti e anche chiaramente di riflesso dell'utenza. Ci sentiamo magari più avanti e cerchiamo di capire che cosa sta succedendo, quali sono i risultati. Vediamo, speriamo in bene. Cercheremo di avere notizie. Grazie allora alla dottoressa Paola Noto, che è il direttore del pronto soccorso del San Marco di Catania. Grazie anche alla dottoressa Jessica Belfiore, che è psicologa, che ha in qualche modo organizzato, ha tenuto le fila di questo corso per dare un test importante e dare le giuste chiavi per aprire le porte quando si è in difficoltà, sotto stress, sotto pressione. Grazie, buon lavoro per quello che fate ogni giorno. Ci dobbiamo fermare, poi andremo a Comiso, ci colleghiamo con la nostra Veronica Barberino per una storia di lieto fine, di immigrazione. Arrivano dalla Siria queste persone di cui parleremo oggi, che si sono inserite molto bene nel nostro territorio, nella nostra società. Tutto questo fra pochissimo. Bentornati a Buongiorno Sicilia. Adesso, come anticipato, andiamo a Comiso per un vero e proprio ponte di pace. Ci spiega allora tutto la nostra Veronica Barberino. Buongiorno Veronica. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno, siamo qua a Comiso, abbiamo degli ospiti con noi, Gabriele Vaccaro, che ci racconterà questo progetto di pace che parte dal basso, e poi abbiamo Hamid Jebari, che è il presidente della comunità islamica più grande della provincia di Ragusa, e poi le due protagoniste, il capofamiglia, la parte donna di questa storia, che sono Fatima e Adral, che ci racconteranno la loro esperienza. Parliamo di una fuga dalla Siria, passando per il campo profughi del Libano fino a Comiso, dove la società le ha accolte e le ha integrate. Ma così meglio ci può raccontare Gabriele, che è il promotore del progetto Corridoio Umanitario Operazione Colomba. Lo raccontiamo brevemente questo progetto? Sì, intanto grazie a questa opportunità di raccontare una storia positiva. Io sono fra i promotori che si sono messi attorno alla Chiesa Madre, con padre Mascali, hanno abbracciato la Chiesa e le grazie, ma soprattutto hanno realizzato questo percorso in una logica di dialogo interreligioso, per questo la presenza di Hamid e della comunità islamica. Questo percorso che vede una cornice nazionale attraverso la comunità Sant'Egidio, che permette di realizzare i corridoi umanitari, che sono l'alternativa al traffico di persone e di armi che sono nelle nostre coste. L'alternativa perché non danno nessun ambito alla criminalità e allo sfruttamento che fa la comunità delle persone. I corridoi umanitari da comunità Sant'Egidio vedono anche la presenza di Operazione Colomba, che sono dei volontari che sono parte della comunità San Giovanni, 23 Papa Giovanni XXIII, che sono operatori che sono in Siria, così come in Libano, e stando sul territorio verificano le persone che più hanno necessità di trovare un'alternativa a quello che è la guerra che viviamo in tantissime parti del mondo, in questo caso in Siria.
Allora, quello che noi nel nostro piccolo abbiamo realizzato è praticare la pace oltre che parlarne. In un periodo come questo che si parla più di guerra, di armamenti, rispetto ad operazioni come queste che vengono dal basso e dimostrano che i popoli, la gente comune vuole la pace molto più delle classi dirigenti e dei governanti. I governanti sono molto più allenati all'idea di armarsi per organizzare la pace, ma è tutto il contrario. E Papa Francesco questo ce l'ha insegnato, ce l'ha detto in tutte le maniere possibili. È la testimonianza che rimane, perché è una testimonianza che va oltre l'aspetto religioso, perché è una testimonianza di vita che nel nostro piccolo continuiamo a realizzare con le famiglie Tamer, che sono i protagonisti, qua a Comiso, di dimostrare che la pace è possibile. La gente comune vuole la pace e lo realizza con i propri mezzi. Veronica, Veronica, il tempo è quello che è davvero poco quello che noi abbiamo. Tu sai, la trasmissione è in diretta. Allora sentiamo anche la voce delle protagoniste e poi magari ci racconta il tuo ospite, l'altro tuo ospite, Hamid Gebari, qual è, diciamo, quanto è grande questa comunità islamica a Ragusa e l'integrazione come funziona. Però il racconto delle tue ospiti di questo, diciamo, percorso che hanno fatto, di questa fuga e di questa ricongiunzione poi delle famiglie a Comiso, dove fra le altre cose vivono anche abbastanza vicine l'una all'altra. Sì, adesso facciamo tradurre tutto quello che è stato detto perché, ok, capiscono l'italiano però. È chiaro. Parlare un po' più complicato. Prego. نحب يكلموكم انتم باش تبينوا لهم يعني النقله الانتقال نتاعكم يعني من التهجير من سوريا الى المخيمات في لبنان ثم من لبنان الى ايطاليا مرورا بهذا المشروع يعني بروجيتو كولومبا. فكيف يعني تحولت الامر من سلبيات الحروب والمعاناه إلى يعني حياة عادية وتحاولون الاندماج في المجتمع الإيطالي؟ أكيد. بدأت رحلتنا من 2013 بسوريا. صارت الحرب تصير أوسع والخوف أكبر، فقررنا أن نترك سوريا. لجأنا للبنان، كان المر الأسهل لنا. انتقلنا إلى لبنان، عشنا فيها فترة صعبة، إنه الواحد كمان كان يترك بلده أكيد وأهله، بس اضطرينا وطلعنا. قعدنا بلبنان تقريبا، أنا قعدت بحكي عن السجن أو لا، بس الحياة لا حياة هذه لأن من الوقت لا يصح. صح. تركنا وعشنا بلبنان تقريبا 10 سنوات. كمان كانت أول شيء صعبة، بعدين بلشنا نندمج هناك بلبنان، وآخر فترة صار كتير ضغوطات، ما عاد في شغل والصعبة المعيشة كتير بلبنان. تعرفنا على الجمعية الإيطالية في لبنان Va bene, per riassumere il calvario iniziato dal 2013, che sono stati costretti per le sofferenze, per la guerra e le atrocità a migrare o a fuggire verso il Libano, perché era il paese più vicino e il più facile da raggiungere. Hanno vissuto 10 anni lì da profughi, con una situazione anche certo meglio della guerra, però anche drammatica. Poi negli ultimi anni hanno avuto anche problemi, pressione economica, perché non c'è lavoro, non ci sono mezzi di sostentamento, e lì poi hanno pensato, grazie a questo progetto, per salvare almeno la famiglia, i piccoli, perché hanno entrambi dei bambini, quindi in tutto sono 2 famiglie, 5 bambini piccoli. Sono stati fortunati tutto sommato a venire qua in Italia. E oggi com'è cambiata la loro comunità vita? islamica? Sì, no, sentiamo anche l'altra, diciamo, tua ospite, se riusciamo a sentirla brevemente. Com'è cambiata oggi la loro vita? Abbiamo 2 minuti complessivamente. كيف تحولت يعني عيشتك حياتك يعني؟ تحولت لهدوء وأمان واستقرار ومستقبل الأطفال أحسن أكيد طبعا، ويعني حياتنا إن شاء الله مستقبل أفضل.
È ottimista perché ha detto siamo passati dalla sofferenza e dalla guerra, da questa pressione diciamo molto, molto difficile da sopportare, a una vita più calma di pace, ma soprattutto pensa per i bambini. Nonostante lei 20 anni, una ventenna, però ha 3 bambini, pensa soprattutto al futuro dei loro piccoli, che sono stati anche inseriti qua nella scuola a Comiso. Noi come moschea, come associazione islamica abbiamo subito partecipato a questo progetto per anche dimostrare, come diceva Gabriele, di dimostrare che la convivenza, l'integrazione e costruire la pace c'è già fra di noi come popolo, indipendentemente, a prescindere dalle crisi diciamo, politiche, noi la viviamo quotidianamente. La nostra moschea si trova tra la Chiesa della Grazia e l'Immacolata, quindi in un quartiere delle Grazie pieno anche di immigrati, quindi cerchiamo di costruire un futuro per le nostre famiglie, per i nostri figli, nel segno diciamo, della pace e della collaborazione a vicenda. Bene. Veronica. Ricordiamo che appunto i bambini vanno a scuola, i mariti sono ben integrati lavorativamente, sono diventati ormai autosufficienti, giusto? Quindi voi inizialmente li avete aiutati anche economicamente, dandogli questa casa, però oggi loro camminano con le loro gambe, giusto? Sì, il progetto è proprio questo, integrare ma allo stesso tempo rendersi autonomi. Sarà una frase banale, ma l'opportunità di dare una mano a loro ha permesso a noi di scoprire dei lati nostri, ma anche della comunità di Comiso, che si è dimostrata particolarmente generosa. Io ricordo Padre Innocenzo, con cui abbiamo iniziato questo percorso e l'abbiamo proseguito con i parroci attuali, sempre della Chiesa Madre delle Grazie, ma è tutta Comiso che si è spesa in un discorso che vede la loro autonomia. Noi fin dall'inizio abbiamo pensato loro cammineranno con le loro gambe, perché loro hanno diritto ad avere un progetto di vita che sia avere la speranza di continuare un percorso diverso da quello che hanno vissuto. Non siamo bravi, belli, buoni, siamo persone che dimostrano che la pace è possibile e una logica di autonomia, integrazione e dialogo, perché poi siamo soprattutto persone che alla fine imparano a volersi bene. Ancora Veronica, brevemente 1 minuto ancora e dopo chiudiamo il collegamento. Veronica. Ok, giusto per capire infatti quanto ancora. E allora che cosa vogliamo concludere con le 2 donne? Che cosa pensate per il futuro? Un messaggio anche per magari العمل رسالة للمستقبل في يعني تخموا يعني ايش تنتظروا انت؟ المستقبل هلا نحن عندنا اكيد الاطفال اول شيء، لكن نتمنى المستقبل يكون futuro soprattutto per i bambini, per i figli. ونكون مستقرين اكيد. Cercare una stabilità, una serenità. Mi pare che è un Nel messaggio. frattempo i bimbi si sono svegliati, sono qua, perché ora è vacanza, no? Certo. E quindi erano a casa, stavano dormendo, adesso si svegliano, sono tutti qua dietro la telecamera. Ovviamente non li facciamo vedere, però Grazie. sono proprio carucci, piccoli. Veronica, grazie davvero per questa bella testimonianza che ci hai regalato questa mattina da Comiso, dove mi pare di capire che la comunità islamica è numerosissima e piuttosto attiva fra le altre cose. Possiamo dare un numero prima di chiudere? Quanti sono gli islamici a Comiso e dintorni, ovviamente nel Ragusano? Sono decine di migliaia, diciamo. Decine di migliaia, quindi un numero davvero... Sì, in tutta la provincia. Importante davvero questo numero. Soprattutto. E cresce di giorno in giorno, perché arrivano ancora migrati. Finché ci sono crisi dall'altra parte della sponda, diciamo, del Mediterraneo. Volevo solo concludere, perché ha detto una cosa importante Atlal, ha detto che nessuno vuole lasciare il suo paese, sono sempre legati al proprio paese. Anche una testimonianza che hanno fatto loro da qui, nonostante le difficoltà, mandano ancora soldi per i loro genitori perché stanno male, per poter fare qualche intervento chirurgico, quindi vivono questa
ambiguità, questa doppia vita, diciamo. C'è sempre un legame. C'è sempre un legame. C'è sempre questo legame, famiglia, allora. le origini, le identità. Grazie allora per averci raccontato questa bella storia. Speriamo che ce ne possano essere altre storie come queste di integrazione che fanno in modo che ci sia questo interscambio culturale, che ci sia questo arricchimento da entrambe le parti, magari questa possibilità di salvare famiglie e soprattutto bambini che soffrono per le condizioni non solo diciamo difficili della vita, ma anche dalla guerra, perché la guerra è quella che poi mette davvero a serio rischio e a repentaglio l'esistenza di tutti noi e in particolare in alcune zone del mondo. Una buona giornata ancora, ci dobbiamo fermare. Grazie a Veronica Barbarino, grazie per essere stati con noi. Adesso facciamo brevemente vedere quelle che sono le pillole dell'almanacco di oggi e poi saremo di nuovo insieme. Il 23 aprile è la giornata giusta per celebrare la letteratura. In questo giorno ricordiamo 3 grandi della letteratura mondiale venuti a mancare lo stesso giorno: Garcilaso Inca de la Vega, Miguel de Cervantes e William Shakespeare, che ci hanno lasciato in eredità un patrimonio culturale senza tempo. La giornata mondiale del libro e del diritto d'autore è un'occasione per riflettere sull'importanza dei libri come ponti tra le culture e come strumenti per l'educazione e l'avanzamento della società. Ma cosa si intende per sciami meteorici? Le comete perdono di continuo frammenti, lasciando una scia dietro di sé. Quando l'orbita della Terra attorno al Sole ci conduce attraverso tale scia, vediamo uno sciame meteorico. Allora, nel giro di appena un'ora, è possibile osservare decine o centinaia di meteore che si irradiano da un punto comune del cielo. Gli sciami meteorici di solito prendono il nome dalla stella o dalla costellazione presso cui hanno avuto origine. E adesso dalle agenzie andiamo a Palermo, c'è un aggiornamento di cronaca. Un uomo è stato trovato morto questa mattina in strada nella zona di Foro Umberto. La vittima si trova di fronte a Piazza Calza, sono intervenute diverse volanti, si attende adesso la scientifica e il medico legale per accertare le cause del decesso. Aggiornamenti su questa notizia nel corso dei telegiornali della giornata. Da Emanuela Corsi per un'altra notizia che ha a che fare sempre con la cronaca. Sì, perché a 30 anni dal delitto Gucci, del famoso imprenditore appunto della moda, si torna a parlare di Benedetto Ceraulo, che è l'esecutore materiale poi di questo delitto. La mandante, ricordiamo, fu Patrizia Reggiani, la moglie. Benedetto Ceraulo, che tra l'altro è di origini siciliane, ecco, ha sparato al figlio e ha tentato il suicidio. Lo vediamo qui all'epoca del delitto appunto Gucci, dietro le sbarre. Qui invece l'imprenditore con la moglie Patrizia Reggiani. Ora lui è gravissimo, in gravissime condizioni, le condizioni del figlio sarebbero migliori. Comunque è tornato, diciamo, un po' alla ribalta questo nome, nonostante siano passati 30 anni dal famoso delitto, però c'è stato questo ennesimo episodio di violenza che lo riguarda. Grazie Emanuela. Ci lasciamo per oggi, torniamo domani con Buongiorno Sicilia. Comunque ricordiamo che il 23 aprile del 1946 è un anniversario importante perché ha segnato la nascita di quella che è diventata poi un'icona della italianità nel mondo. Parliamo della Vespa. A tutti l'augurio di una buona giornata e a domani con Buongiorno Sicilia.